Alle partite un newf proiette de folcloriste di Cerchiadore, Roberta Masetti, clamate gli scontis des man verdis, che con una schiera di video scavegni in fur di lung dal mese, fevelassi in lingue furlane ma coi sottotitoli in italiano, spagnolo e inglese, nu sconte sulle am stret con la natura e la vita dei chiams che era tipic de società agricolis tant che furlane. I video sono sul canale YouTube Lismans Verdis e si può inchiatare anche tesrez social. Sono stati pensati per far conoscere i modi lisere e splendorosi, le tradizioni dal passato, le curiosità, gli sconti dal territorio, sono ridotti per furlans e sparniciati torno al mondo, ma anche per nuove generazioni. Perché sprodiette là che la idea, i testi, le fotografie e i disegni sono di Roberta Masetti, sono stati coinvolti anche altre persone e associazioni dal territorio e non dome. Per traduzioni, la grafica e l'edizione dai video se lavora Noemi Salva, i testi in furlana sono curati di Linda Picco, per musiche imiti l'FLK e Stefano Montello che hanno donato il talk musicale Venice Striadis. Ai fin dai video si legge un riferimento letterario con la voce di Edoardo Baschera e i Seier Leaves dai corsi di Furlan di Zero perché che favela in spagnolo di Argentina e Uruguay. Il progetto che è attaccato a ottobre con Noglare, le AMS con la toponomastica, Cinisintule le sbacchetti magichis, a novembre nos propone i rituali degli Oddasmoars, lis contis di Pore e il sun degli schiampanis in Friuli. Per dicembre sono in preparazione i video sul Natale, li sosgnottes. Per dicembre sono in preparazione i video sul Natale, li sosgnots magichis, tutto che lavorano è stato possibile col supporto della Federazione Fogolars di Australia e il patrocinio dall'Arlef e l'Ente Friuli al Monte. Il Congresso nazionale da italo-canadese ha conferito il premio Spirit of Ontario 2025 ai famè furlane di Toronto in riconoscimento dei passi 50 anni di eccellenze associative dall'impegno, partecipazione ed edizione per promozione delle lingue e delle culture del patrimonio italiano, sedi dentro delle comunità italo-canadese che in te società in generale. Il Congresso nazionale da italo-canadese è stato fondato dal 1974 e tanto che successore de federazioni e associazioni italo-canadesi. Il congresso è una struttura federale componuta di 7 organizzazioni distrettuali, la famiglia è stata una delle 5 associazioni culturali che aveva il premio prestigioso. La fine settimana estate in Argentina la Società Furlane di Paraná ha partecipato alle fiere des collettività de province di Entre Rios alla 34esima edizione con un banquet culturale con 2 conferences. I Furlans con origini e storie e i Furlans fotos con storie. All'elati in scena di spettacolo Valisce e Sums dal Friuli al Paraná con attori dal laboratorio di teatri dal Fogolare e la regia di Nahuel Amare Spinoza. La opera intitolata Valisce e Sums celebra la migrazione furlane, la fondazione della Società Furlane di Paraná e la costruzione di una comunità che antimuove e mantiene vive la sua lingua, la sua musica e il suo calore umano. In scena interpreti si ricostruisce in l'istante che la nostalgia è diventata futuro, quando il dislidrisamento si è trasformato in chiase e li svalisce in fondis. In Uruguay la famiglia furlane di Montevideo ha partecipato ai fiere des collettivitas dal municipi Donde il Parque Battle, domenica e 9 novembre, presentante di là dal banquet culturale, informazioni sul territorio, il progetto di un monumento in mosaiche destinato nel place de capitale. Si è tenuto con di più una cerce di vins prodotti de cantine Tunin, aziende fondate di discendenze di Furlans. E è stata anche un'opportunità per invitare i Furlans di Montevideo a partecipare ai fiestis per l'anniversario numero 81 dal Fogolare che si sono tenuti a settimane dopo. E per usgnota le tutti, nuovi saltone domani, sempre a che ore, mandi e buone serate.